Sesta corsa dal Savio, un miglio per femmine anziane, una condizionata per femmine anziane con 9 concorrenti al via Taituer, Winona Ranch, Ursula Baba, Vien Rose, Udette Jet, Una del Rio in prima fila, Virus, Ulena del Rio e Vicky Bomber Treb in seconda fila. Favori in chiusura per Una del Rio, Roberto Vecchione, numero 6, alternativa principale, Vien Rose e Ursula Baba, macchina che sta per lanciare le concorrenti, tra le quali emerge subito Ursula Baba nei confronti di Vien Rose, che la va ad impegnare. Numero 1, Taituer squalificato. Cerca poi di sistemarsi Vien Rose in schiena, ma serra sotto Winona Ranch, così Vien Rose insiste all'esterno di Ursula Baba. Ne scaturiscono 200 metri in 14,8, insiste al largo Vien Rose, mentre partito bene dalla seconda linea Vicky Bomber Treb passa Lorenzo Baldi con Vien Rose dopo 350 metri molto sostenuti, e il quarto se ne va in 29,2. E così all'esterno vediamo Vicky Bomber Treb con in schiena Una del Rio. Dopo 600 metri di gara al comando Vien Rose con spesa, Ursula Baba in scia, Vicky Bomber Treb risale all'esterno, 44,8 il 600, in schiena Vicky Bomber c'è Una del Rio che segue direttamente le mosse dell'avversaria, che ora avvicina la leader Vien Rose, mentre in terza pariglia ha preso posizione anche Ulena del Rio, 59,8 gli 800, siamo ora all'attacco della penultima piegata, in vantaggio è sempre Vien Rose su Ursula Baba, mentre all'esterno Vicky Bomber Treb in schiena Una del Rio, il chilometro se ne va via in 1,15,2, lo scatto di Una del Rio a 550 dal palo, sospinge Vicky Bomber Treb su Vien Rose e le due superano almeno parzialmente la leader, ed è Una del Rio che a 400 dalla conclusione scende in corda, ferma invece Ursula Baba dietro a Vien Rose, non ha spazio. Cerca di progredire anche Ulena del Rio, anticipata da Winona Ranch, si lancia a centropista anche Ulena del Rio, e poi c'è anche Udette Jet che cerca di intervenire, ma intanto ha preso netto margine di vantaggio Una del Rio, che nel finale stacca per venire a concludere netta vincitrice. La lotta per il secondo posto è serrata e sul traguardo è arrivo davvero molto stretto, con forse Ursula Baba che riesce a prevalere sulle rivali, ma è un arrivo davvero con 3 cavalli praticamente sulla stessa linea. Impressione che Ursula Baba sia seconda, ma anche qui, mentre la vittoria di Una del Rio è veramente nettissima, la lotta per il secondo, ecco, forse Ursula Baba riesce a precedere Vicky Bomber Treb e Udette Jet vicine. Udette Jet forse riesce a conquistare la terza piazza, questo dal photo finish che abbiamo visto. Il secondo posto dovrebbe essere quindi per Ursula Baba e terzo per Udette Jet, ma naturalmente aspettiamo l'arrivo ufficiale. Vittoria per Una del Rio Roberto Vecchione, quota di 2,46, training di Holger Ehlert.